e c'è un po', diciamo, dispiaciuto, ci ha fatto male oltretutto. A me personalmente, che mi dedico a questa attività, insomma, da quando abbiamo costituito questa azione, ci è sembrato molto strano, ci è sembrato anche di una grave mancanza da un'amministrazione che fa della, diciamo, condivisione, dell'inclusione, del sociale una bandiera che ha portato in tutta la campagna elettorale. Era ammaricato Alberto Andriola, presidente della Zio Pino Baschino Udine, nel venire a sapere che durante la 30ª edizione di Friuli Doc, all'interno del villaggio dello sport, tra le tante squadre di varie discipline che verranno presentate come eccellenze friulane, tra cui APU, CDA e Jolly Handball, manca proprio quella che probabilmente è la più eccellente ed inclusiva di tutte, visto che nel Baschin giocano assieme ragazzi e ragazze con e senza disabilità, e considerando anche che la Zio Pino ha vinto lo scudetto di categoria a Lucca proprio poche settimane fa. Poi la nostra associazione in questi anni ha ristrutturato dei campetti all'aperto con dei soldi privati e che abbiamo lasciato ad uso pubblico, quindi ci siamo, direi, affermati proprio con l'eccellenza di quello che facciamo per il territorio e anche a favore delle amministrazioni comunali. Quindi direi che a tutto tondo magari con un po' di presunzione, ma ci classifichiamo eccellenza, eccellenza per ciò che facciamo proprio a livello sociale. L'amministrazione ha provato a spiegare che non sono state fatte preferenze di alcun tipo, che sono state le stesse società a proporsi con un intervento ed un impegno economico diretto da parte loro, spiegazione che però non convince il presidente Andriola. Beh, allora intanto questa cosa qua mi meraviglia, perché un'altra delle cose che questa amministrazione, gli assessori hanno sempre portato ad esempio, che sarebbe dovuto essere, era la coprogettazione, la compartecipazione. Dico, dove sta la coprogettazione nel momento in cui c'è qualcuno che sa che a Friuli Doc c'è la possibilità di stendere dei campetti? A me questo non risulta, e se risulta è ancora peggio, nel senso che qualcuno sa le cose e qualcun altro le cose non le sa. Noi giochiamo su un campo di basket leggermente modificato con dei canestri laterali che avremmo tranquillamente potuto portare noi come facciamo sempre, e avremmo potuto condividere le spese tranquillamente. Con l'APU non era certo questo un problema. Ricordo solo che a Trieste nella settimana sociale dei cattolici, 2-7 di luglio, abbiamo chiesto di esserci perché loro avevano dato la possibilità di chiederlo ed era palese che si poteva chiedere. Siamo stati accolti come unico sport